Il suo volto ha iniziato ad essere conosciuto quando è cominciata la crisi di Vinyls. Nicoletta Zago è stata una delle persone più attive nel portare avanti le rivendicazioni dei lavoratori di un'azienda che ormai sembra essere arrivata al capolinea. 47 anni, mestrina perito chimico in Vinyls dal 2004, ma lavoratrice al petrolchimico dall'88, insieme con alcuni colleghi la Zago è stata in prima linea in tutte le occasioni in cui i dipendenti dell'azienda chimica hanno protestato. Dalle marce ai presidi, dagli striscioni esposti sul campanile di Venezia e in altri luoghi simbolo, alle notti passate sul cammino a 150 metri di altezza in pieno inverno, dagli incontri con la politica locale a quella nazionale, dagli incontri col patriarca per finire con il Papa, incontrato in occasione della messa di San Giuliano. Ora Nicoletta Zago sarà candidata con la lista Rivoluzione Civile. Mi è stato proposto dal segretario di Fondazione Comunista Sebastiano Bonzio, una persona a me molto cara, e ho accettato nel senso che ho dato la mia disponibilità e il mio piccolo contributo in questa avventura. Importante sarà poter continuare a parlare di Vinyls. Ci ho sempre messo la faccia in tutte le cose che ho fatto, ci metto la faccia anche questa volta qui. Il mio vuole essere anche motivo per non far dimenticare la vicenda Vinyls. Rivoluzione Civile si chiama la lista, due parole che Nicoletta declina così. Rivoluzione civile, noi nelle nostre proteste siamo sempre stati pacifici, civili, non violenti. Giustizia e lavoro sono i punti del programma della lista capeggiata dell'ex magistrato Ingroia che l'hanno convinta. La giustizia, e noi stiamo ancora chiedendo giustizia per la nostra vertenza, anche il lavoro, e di questo credo che insomma, specialmente nel nostro territorio siamo stati martoriati a sufficienza. 25 anni passati con la tessera della CISL non sono stati un problema nell'accettare questa offerta. Io credo che la diversità di opinioni, qualsiasi esse siano, non sia motivo di scontro, ma anzi di confronto e di dialogo.